Bentrovati, nuovo appuntamento con la nostra agricoltura. Oggi voglio subito salutare il nostro ospite, Bruno Maiolo, che è il direttore generale dell'ARSAC. Benvenuto. Grazie, intanto Maiolo, ovviamente insieme a noi il presidente Massimino Magliocchi e il nostro Nino Iannotta. Ora, oggi perché la presenza di Bruno Maiolo in questa trasmissione? Perché l'ARSAC è un ente importante, no? Per sostenere lo sviluppo dell'agricoltura calabrese, e sono diverse le azioni che si mettono in campo proprio per venire incontro alle esigenze di questo importante settore, no? della nostra economia, perché si è sempre detto l'agricoltura come volano di sviluppo, no? Dell'economia del territorio. Ci sono le condizioni affinché questo comparto, questo settore possa diventare veramente attrattore e volano di sviluppo? Intanto Bruno Maiolo è da pochi mesi alla guida dell'ARSAC, da agosto, giusto? Sì. Che situazione ha trovato? No, diciamo, la situazione è abbastanza tranquilla, perché comunque è un ente che, indipendentemente dalla guida, ha una sua struttura, diciamo, tecnico-organizzativa che funziona indipendentemente dalla guida. Poi ovviamente noi francamente siamo contenti che in questa fase la scelta sia ricaduta su un interno che ha, diciamo, un po' più conoscenza di quelle che sono le dinamiche interne all'ente, quindi si può, diciamo, indirizzarla e governarla meglio. Però non è che in passato non ci siano stati... Posso dire un esperto del settore, Bruno Maiolo, diciamo, perché sono agronomo, sì, un agronomo, sicuro, ecco, conosce bene, insomma, certo, il territorio, le potenzialità. Poi sono tanti anni che svolgo comunque funzioni dirigenziali, per cui sia nel settore della programmazione e della divulgazione che poi anche nel settore amministrativo comunque ho gestito da 16 anni a questa parte le dinamiche dell'ente. Oggi ne ho la responsabilità diretta come legale rappresentante e di questo sono contento. Diciamo, l'ente è un ente strumentale della Regione Calabria, quindi è lo strumento operativo attraverso il quale la Regione attua una serie di servizi alle imprese agricole del territorio. I compiti d'istituto fondamentalmente sono quelli della ricerca applicata, della sperimentazione delle nostre aziende sperimentali e poi della trasmissione delle innovazioni tecnologiche attraverso il servizio di divulgazione all'impresa agricola. Questo è il ruolo principale dell'ente, questo lo facciamo attraverso una serie di centri, abbiamo 11 aziende sperimentali diffuse su tutto il territorio regionale, che sono anche rappresentative delle diverse situazioni sia altimetriche che microclimatiche e climatiche, per cui si possono fare sperimentazioni su specie diverse a secondo degli ambienti in cui si vanno a fare queste prove, e poi anche 24 centri di divulgazione agricola che sono il nucleo centrale la rotella, diciamo, principale della trasmissione dell'innovazione dal mondo della ricerca sia nostra che di altri istituti, quindi istituti del CREA del Ministero, ma anche istituti delle università calabresi prevalentemente, ma anche di altre regioni d'Italia, la trasmissione dell'innovazione all'impresa agricola. Questo è il compito principale. Poi, a seconda delle esigenze, il Dipartimento ci delega delle attività che sono prevalentemente indirizzate all'espletamento di attività a supporto dell'istruttore delle pratiche sul PSR, e Arcea invece ci delega su alcune attività specifiche di controllo. Una volta erogati i fondi si va a fare un controllo, una verifica per verificare che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per quello che erano stati previsti. Questo in linea di massima è più o meno quello che facciamo come azienda. Ecco, importante anche l'aspetto dell'innovazione tecnologica, quindi sostenere le imprese in questo percorso, perché noi in questa trasmissione l'abbiamo sempre detto, l'agricoltura non è più quella di una volta, vero Presidente? E anche il Consorzio GP Olio di Calabria, per quanto riguarda il comparto dell'olivicoltura, si batte, si spende proprio per trasmettere questo importante, no, concetto agli agricoltori.
quindi bisogna sostenere l'innovazione, perché altrimenti un'impresa, un'azienda che rimane come 20 anni fa, 30 anni fa, insomma, non può andare avanti, non può creare sviluppo, non può creare economia. Questo sì, è vero, perché noi oltretutto all'ARSEC abbiamo sempre riconosciuto questo ruolo importante per l'agricoltura, per gli agricoltori, cioè quel ruolo di affiancamento allo sviluppo delle nostre attività agricole, di seguire le aziende, di essere vicino alle aziende, perché le aziende oggi hanno bisogno di grandi professionalità, di grandi esperienze, di ricerca, e all'interno dell'ARSEC noi abbiamo proprio individuato questa forza per dare un maggior aiuto allo sviluppo delle nostre aziende. Tant'è vero che sia come consorzio ma anche come associazione olivicola già a suo tempo noi stabilimmo una convenzione con l'ARSEC appunto per lavorare insieme e avere anche noi questo disponibile, questo know-how da trasmettere poi ai nostri agricoltori. E credo che l'ARSEC il suo ruolo lo sta svolgendo egregiamente e lo svolgerà ancora meglio nel tempo, perché abbiamo bisogno di queste figure. L'agricoltura oggi, proprio come diceva lei, per questa evoluzione che sta avendo, ha bisogno di essere affiancata da esperti. Gli esperti, se non sono disponibili individualmente per le aziende, almeno abbiamo la possibilità di attingere ad un ente regionale per essere di aiuto all'evoluzione delle nostre aziende agricole. Ecco, quando noi diciamo sempre fare rete, no? Confrontarsi, insomma scendere, sperimentare anche sul campo. A proposito di ricerca, io devo far entrare il nostro Nino Iannotta. So che anche con Bruno Maiolo ci sono legami, insomma, di antichi, posso usare questo termine? Purtroppo sì. Insomma, c'è questo aspetto della ricerca che non va assolutamente sottovalutata, quindi diceva Maiolo anche con altri enti del territorio che si fa ricerca, sperimentazione. Sì, e così secondo me io sono molto contento della nomina di Bruno Maiolo a direttore generale dell'ARSEC, per diversi motivi. Intanto diciamo per via amicale, perché ci lega un'antica amicizia, come giustamente diceva lei, oltre che di proficua collaborazione. Ricordo anche che Bruno è stato anche il commissario del CREA di Rende, quindi diciamo con l'olivicoltura e con l'olio ha molta dimestichezza, oltre al fatto culturale di essere egli stesso un divulgatore olivicolo. Io lo conosco sin dai tempi in cui lui frequentava i corsi di formazione, quindi so questo, e quindi conosco anche il suo potenziale culturale e umano, che ritengo sia molto capace di poter effettivamente dare una svolta all'ARSEC. Perché parlo di svolta? Perché io credo che l'agricoltura in generale e soprattutto in Calabria sia il centro di tutto. Voi immaginate che cosa sia il turismo senza il paesaggio, e il paesaggio è a cura dell'agricoltura. Immaginate che cosa sia l'economia senza l'agricoltura. Immaginate che cosa sia tutto in funzione dell'agricoltura, la protezione idrogeologica, ma anche diciamo, il ricordo delle cose culturali, la messaggeria culturale della nostra storia, della nostra umanità, passa attraverso l'agricoltura e l'olivicoltura in generale. Adesso però questa agricoltura è rimasta un po' arretrata in Calabria per diversi motivi. E quindi naturalmente un ente strumentale delegato allo sviluppo di questa agricoltura riveste un'importanza fondamentale. Per questo motivo io mi auguro che l'istituzione Regione Calabria, che è l'istituzione di cui l'ARSEC è ente strumentale,
conceda poi tutte le risorse necessarie perché l'ARSAC possa svolgere queste azioni, perché se io ho visto nella mia storia di ricerca, io ho fatto 40 anni il ricercatore e questi divulgatori li ho conosciuti tutti, anche per via della mia ormai veneranda età, li ho conosciuti tutti, anche nella loro azione professionale. Quante volte io mi sono trovato a condividere le loro difficoltà economiche, a svolgere persino le missioni per andare a fare, diciamo, la divulgazione, l'assistenza tecnica nei vari campi. E questa è una cosa inconcepibile, perché poi, diciamo, si viene meno nel raccordo fondamentale tra ricerca e divulgazione. I risultati di queste ricerche devono cadere sul tessuto produttivo, altrimenti non servono a nulla. Io sempre, ripeto, nel mio status di ricercatore mi sono per 40 anni sentito accusare di essere nella torre d'avorio, cioè una torre entro cui la ricerca e i ricercatori stanno lì a fare la ricerca, magari riescono a conseguire anche risultati scientifici molto importanti, però poi hanno una grande difficoltà ad essere trasferiti. E questa, diciamo, è la funzione primaria della divulgazione che è affidata all'ARSAC. Ma ci sono ancora queste difficoltà di cui parlava il dottore Iannotta? O qualcosa è cambiato? Allora, le difficoltà sono legate al fatto che ARSAC, diciamo, vive di un trasferimento di fondi da parte della Regione come sotto forma di contributo ordinario. Ora, diciamo, le somme che vengono erogate coprono al 90% di quello che viene assegnato, sono destinate al pagamento di competenze, quindi di stipendi e oneri riflessi che riguardano sia i dipendenti di funzione pubblica dell'ARSAC, quindi la divulgazione, i divulgatori eccetera, ma anche tutte le altre gestioni che nel tempo sono state assegnate ad ARSAC, per cui gli operai dei centri sperimentali, i dipendenti degli impianti di risalita di Camigliatello. Qualcuno forse non sa, ma che noi abbiamo anche gestione di acquedotti, per cui una parte della città di Crotone, tutta la parte di Isola Caporizzuto, utilizza acqua che fornisce ARSAC attraverso degli acquedotti, per cui sono tutte somme e pagamenti stipendi che concorrono a assorbire quasi il 90% del contributo ordinario che viene trasmesso. E quello che dice il dottore Iannotta è vero, diciamo, possiamo però dire che negli ultimi anni, 3-4 anni, abbiamo cercato di mitigare questo aspetto perché siamo riusciti a intercettare con una serie di progetti che abbiamo presentato a valere sia su misure di fondi regionali, quindi comunitari, sia su misure direttamente ministeriali, una serie di finanziamenti che ci consentono di svolgere attività e quindi di poter mandare i colleghi in giro per i territori a fare quello che devono fare, cioè sia la parte di monitoraggio, quella di diffusione dell'informazione e dell'innovazione, con una certa tranquillità, diciamo. Però questo è dovuto anche al fatto che noi siamo riusciti in questi ultimi anni a concentrarci su finanziamenti alternativi rispetto a quello che è il contributo ordinario. Ovviamente, essendo questo un servizio pubblico obbligatorio, perché tra l'altro queste sono almeno le anticipazioni della prossima riforma di politica agricola comune, gli Stati membri e quindi le regioni che poi non hanno un servizio pubblico di diffusione dell'innovazione tecnologica avranno una decurtazione sul trasferimento fondi per quanto riguarda il PSR. La Calabria, l'ente pubblico ce l'ha, quindi noi ci auguriamo che ci sia sempre una maggiore attenzione nei confronti di questo tipo di attività. Però, a dire la verità, quello che dice il dottor Iannotta è vero, ma negli ultimi anni abbiamo cercato di mitigarlo in questo modo. Si è girato un po' l'ostacolo, no? Ci si è attrezzati, così si dice, insomma si fanno dei progetti e quindi si intercettano quei fondi necessari per svolgere poi l'attività. È ovvio che poi questi fondi sono indirizzati verso argomenti specifici, per cui non è che io, se presento un progetto come quello che stiamo portando avanti sulla biodiversità finanziato dal Ministero dell'Ambiente per il tramite della Regione Calabria, poi l'attività deve essere fatta sulla biodiversità, certo. Quindi non posso fare altro, diciamo. Però sono comunque attività che servono all'agricoltura. Poi, se abbiamo tempo più avanti, questo aspetto del progetto che stiamo portando avanti sulla biodiversità si lega anche con alcune cose che diceva il dottore Iannotta sugli aspetti legati a
una multifunzionalità dell'agricoltura, compresa la parte turistica, la parte enogastronomica, insomma. Ecco, accendiamolo, abbiamo ancora un po' di tempo. Stiamo cercando, il compito specifico di questo progetto è quello di individuare sul territorio regionale specie vegetali, quindi sia arboree che ortive e zootecniche e di lieviti, che sono a rischio di erosione genetica, cioè che si stanno perdendo. Nel momento in cui noi le individuiamo, facciamo una conservazione di queste specie in situ, cioè dove la troviamo, e nominiamo l'imprenditore nel cui terreno abbiamo trovato questa essenza custode. Una parte di queste piante o di queste essenze vengono comunque prelevate e riprodotte nei nostri centri sperimentali con una conservazione ex situ. Ora, il progetto che noi abbiamo in mente di fare è quello, diciamo, di, utilizzando le nuove tecnologie che ci offre oggi, diciamo, l'innovazione tecnologica, consentire a un turista che arriva in Calabria, che vuole approfondire questo aspetto della biodiversità, di recarsi presso l'azienda dove c'è questa pianta conservata che è a rischio di erosione genetica, e con la lettura di un codice QR dà tutte le informazioni relative a questa specie e gli dice anche da lì dov'è la successiva pianta in conservazione. Questo è un progetto che noi abbiamo mutuato dalla Basilicata, però noi lo vogliamo implementare dicendo che dalla pianta che si sta visitando fino alla prossima che si deve o si può visitare c'è una possibilità di un percorso durante il quale si può visitare questo sito particolare di caratteristiche ambientali, si può provare questo prodotto tipico che si fa solo lì, una coniugazione di quelle che erano le strade del vino, dei sapori eccetera, insieme agli aspetti legati alla biodiversità. Ecco, insomma, quello che diceva il dottore Iannotta. Sì, ma a questo riguardo io vorrei anche completare quello che diceva lui, ricordando, ma non ce n'è ovviamente bisogno, che già a Mirto Crosia da diversi anni, ormai sono più di 20, quasi 30. Esiste un centro di conservazione del germoplasma olivicolo, che non è altro che la conservazione della biodiversità nel settore dell'olivicoltura, dove sono presenti circa 600 genotipi diversi e rappresenta, diciamo, la più grossa concentrazione genetica di patrimonio genetico presente nel Mediterraneo, quindi, diciamo, è qualcosa di grosso, e tutto questo è nato fra la collaborazione dell'allora Istituto Sperimentale per l'Olivicoltura, oggi CREA, e dell'ARSAC, perché questo sito, diciamo, nasce, sorge e vive su un terreno dell'ARSAC. Quindi, diciamo, questo che adesso stava illustrando il dottore Maiolo come un progetto di conservazione di biodiversità, eccetera, che ovviamente a cui va il nostro encomio assoluto e la speranza che venga effettivamente apprezzato e soprattutto finanziato, è già nelle corde culturali anche dell'ARSAC, perché, diciamo, questa cosa qui esiste già da 30 anni ed è, diciamo, una cosa che è stata, diciamo, molto avveniristica dei tempi in cui è stata formata, di cui oggi possiamo trarre già i benefici, perché noi abbiamo le visite di personaggi scientifici e non da più parti del mondo che raggiungono Mirto Crosia, sia per venire a vedere, per studiare, perché è anche un centro di ricerca molto importante, perché essendo tutte queste cultivar nello stesso ambiente si presta molto bene a fare ricerca, e anche per prelevare dei materiali, eccetera, per poter fare delle conservazioni anche altrove. Ricordiamo che anche regioni considerate più evolute della nostra vengono a Mirto, non so, per esempio la regione Toscana o la regione Umbria, vengono da noi perché a cercare cultivar che loro non hanno, e vengono lì a prendere, diciamo, le talee per poter propagare poi queste cultivar. Quindi c'è già un progetto in atto e quindi è già una dotazione culturale che la Calabria e l'ARSAC già detengono. Certo, quindi ci sono dei veri e propri tesori, no, sul nostro territorio, spesso nascosti questi tesori, bisogna, come dicevo prima, attrezzarsi per trovarli, per conservarli, per valorizzarli e farli conoscere poi, perché c'è anche questo percorso. No? Sì, anche perché
L'innovazione, noi stavamo parlando prima di innovazione, no? Stiamo parlando di innovazione tecnologica, eccetera. L'innovazione tecnologica è importante in agricoltura oggi, perché naturalmente c'è un'evoluzione delle cose, soprattutto delle macchine, che ci consentono di fare molte cose. Però il nostro problema non sta tanto nella divulgazione dell'innovazione tecnologica pura, perché lì ci sono i mass media, ci sono i social, c'è internet, lì c'è accesso a queste informazioni dirette, c'è un accesso diretto. Dove invece noi siamo lacunosi è nella innovazione della conoscenza, che poi è l'innovazione vera, quella culturale, quella di sapere, quella di conoscere, quello che proviene dalla ricerca. Ecco perché nel mio intervento iniziale sottolineavo questo ruolo strategico fondamentale dell'ARSAC, che è questo ponte che rappresenta la divulgazione, cioè il ponte fra la ricerca e il tessuto produttivo. Ecco, però ci sono purtroppo ancora delle criticità, vero Maiolo, perché abbiamo visto che bisogna attrezzarsi per trovare dei fondi aggiuntivi. Sul territorio purtroppo ancora ci sono forse delle resistenze, delle criticità affinché questa agricoltura possa davvero diventare volano, perché come diceva prima il dottore Iannotte, al mondo dell'agricoltura davvero c'è legato di tutto, la biodiversità, l'ambiente, il turismo, però spesso pare che ci si dimentichi, no, dell'importanza dell'agricoltura, se è vero come è vero che gli imprenditori sono scesi in piazza, diciamo, parliamo degli imprenditori olivicoli, sono scesi in piazza perché quella del 2019 è stata un'annata ottima per quanto riguarda la resa, no, delle olive, però a livello economico insomma si soffre ancora. Credo che anche l'ARSAC abbia fatto un po' il resoconto, no, della campagna olivicola appena trascorsa, quella del 2019, perché adesso ci si prepara a questa del 2020, insomma già sui terreni si sta lavorando, no, per avere un'ottima resa anche nel prossimo autunno. Diciamo che ci sono secondo me due ordini di problemi. Uno è legato a un aspetto che noi possiamo solo cercare di mitigare ma non controllare, che è quello dei cambiamenti climatici, sui quali noi comunque stiamo lavorando, certo, in collaborazione con il CREA, quindi con il vecchio ente di appartenenza del dottore Iannotta. Stiamo facendo una serie di iniziative e di attività che prevedono da una parte delle prove di superintensivo nell'azienda nostra di San Marco Argentano, dove faremo dei sesti molto stretti con delle specie, delle cultivar di olivo che si prestano, per capire come va, anche se ci sono già esperienze in altre regioni. E poi stiamo tentando di capire con questi cambiamenti climatici in atto, siccome si sta alzando la quota termica all'interno della quale fascia altimetrica può vegetare l'ulivo, stiamo cercando di fare una prova, che per adesso è solo una prova, insomma, a Molarotta, quindi a 1200 metri, per capire se alcune varietà, se alcune cultivar di ulivo che hanno manifestato nel tempo una maggiore resistenza alle basse temperature possano prendere piede anche in quei territori. Questo però ovviamente è un momento solo di ricerca certo, pura, diciamo. Io la interrompo pochi secondi perché devo dare la linea alla regia, abbiamo una piccola pausa pubblicitaria, poi torneremo in studio e riprenderemo proprio da questo aspetto. A tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Ed eccoci di nuovo in studio. Allora, prima di andare in pubblicità avevo interrotto Bruno Maiolo che ci stava parlando delle ricerche messe in campo, no, dall'ARSAC per quanto riguarda i cambiamenti climatici. Ecco, sì, diciamo che riprendendo la domanda che aveva fatto, cioè su questo discorso legato alle lamentele, giuste lamentele da parte degli imprenditori olivicoli, della scarsa remunerazione del prodotto, nonostante l'annata appena passata, diciamo appena trascorsa dal punto di vista olivicolo sia stata una buona annata, abbiamo detto due sono i problemi principali. Uno è i cambiamenti climatici, per cui abbiamo
per esempio lo sviluppo di alcune malattie, tra virgolette, cioè attacchi parassitari che in passato non c'erano mai stati, che comunque si stanno sviluppando proprio in virtù di questi cambiamenti climatici. 2, abbiamo il problema della risorsa idrica, che deve essere sempre di più, diciamo, somministrata con attenzione per evitare sprechi, e questo riguarda quindi gli aspetti dei cambiamenti climatici. Poi c'è un aspetto che riguarda, non è il caso, diciamo, del Presidente Magliocchi, perché lui è riuscito a fare un'aggregazione di produttori agricoli abbastanza corposa, però la mancanza di aggregazione fra le imprese, quindi per fare economie di scala quando si fanno interventi di carattere sia commerciale, quindi di promozione del prodotto, ma anche di lavorazioni, di costi della raccolta, per le quali mettendosi assieme si possono realizzare delle economie di scala e quindi far pagare un po' di meno a tutti. Questo è un problema atavico dell'agricoltura generale, nazionale, complessivamente calabrese in maniera specifica, perché c'è più una resistenza e una tendenza all'individualismo, cioè io sono più bravo di lui, quindi con lui non mi metto assieme, insomma, questo è il problema fondamentale. Per quanto riguarda invece la remunerazione del prodotto, allora l'attività che ha fatto il Presidente Magliocchi per la lotta per il riconoscimento di una IGP sull'olio calabrese è un segnale, quello va nel senso di dire non è un olio normale, è un olio che ha delle caratteristiche, è più controllato e deve spuntare sul mercato un prezzo un po' più alto. Ma noi dimentichiamoci che abbiamo anche 3 DOP in Calabria sull'olio di oliva, c'è Bruzio, Lamezia e Colline Crotonesi, sono 3 DOP, cioè 3 denominazioni di origine protetta, che sono produzioni che commercializzate in un certo modo, quindi con una certa organizzazione, potrebbero comunque spuntare prezzi più alti. Se non c'è questa tendenza all'aggregazione e quindi a cercare di aggredire il mercato in maniera congiunta, purtroppo si va incontro alla concorrenza, anche se qualitativamente diverso, di oli stranieri, tunisino, algerino o spagnolo o greco o turco, e i nostri produttori con i costi di produzione che devono sopportare rispetto a quelli che sopportano questi altri paesi, ovviamente non hanno una remunerazione, quindi un reddito molto basso, se non addirittura negativo in alcuni casi. Ecco, la questione del prezzo, dei costi, il nostro Presidente Massimiliano Magliocchi sta portando avanti una battaglia davvero da tanto tempo. Intanto la battaglia l'ha portata avanti oltre 10 anni fa per convincere i produttori olivicoli che mettersi insieme era meglio, si poteva fare un salto di qualità ulteriore, quindi già più di 10 anni fa, se non sbaglio, Presidente. E adesso c'è questa battaglia proprio sulla giusta remunerazione del prodotto, perché ancora c'è tanta strada da fare, affinché si riconosca la qualità. Non soltanto al gusto. Si riesca a trasmettere questo messaggio di un prodotto di qualità, qual è il nostro prodotto olio Calabria. Cioè, noi purtroppo paghiamo questo scotto un po' di quelli che sono i costi essenzialmente della raccolta, che da noi per la conformazione territoriale che c'è è difficile un abbattimento dei costi, specialmente sul raccolto, che sono quelli che principalmente incidono sul prodotto finale. Ma al di là di questo, credo che il riconoscimento della qualità è quella che l'IGP ci aiuta tantissimo, lo stiamo avendo dei risultati soddisfacenti, anche perché molti produttori sono sollecitati da aziende per l'acquisto del prodotto a marchio IGP. E quello che faceva emergere il dottore Maiolo prima, cioè la concentrazione del prodotto, quello che si dice da sempre, è la fase importante. Cioè, se non c'è concentrazione del prodotto, se non si fa questo benedetto congiungimento di tanti produttori che
con il loro prodotto riescono a concentrarlo, riescono a fare una massa critica da portare sul mercato e far sì che chi va ad acquistare ha un interlocutore poi unico, altrimenti chi viene i nostri produttori purtroppo sono in mano ai vari commercianti di altre regioni. Il primo che arriva da un produttore va lì, compra a qualsiasi prezzo, compra perché a volte anche il produttore si trova nelle condizioni di svendere il prodotto per esigenze diverse. Invece con una buona organizzazione di concentrare questo prodotto, di far sì che al produttore si dia anche la possibilità di anticipazione su quello che va a conferire, in modo da avere questo flusso che gli consente di far fronte alle spese più impellenti, è già sarebbe un grande passo, ed è una delle cose che dobbiamo fare, specialmente come consorzio, di sforzarci anche noi e di presentare un qualche cosa alla Regione, di riuscire a dare questa possibilità. Anche perché noi, uscendo pure da questa benedetta campagna, ultima campagna un po' anomala, io ieri mi trovavo nella zona ionica, che è la parte più vocata della nostra provincia, dove si parlava proprio con alcuni produttori, grossi produttori, parliamo di quantitativi significativi, dove le sue difficoltà quest'anno sono state, noi parliamo della zona di Rossano, dove c'è la famosa dolce di Rossano, quindi un prodotto che per antonomasia al palato è molto gradevole, molto amorevole di sapori, densità e tutto. Dice, io quest'anno mi sono trovato con dei parametri ottimi come acidità, però con un gusto purtroppo che non rispecchiava la mia cultivar. E allora chi è venuto ad acquistare me lo ha rifiutato proprio per questa anomalia. Però, ecco poi il mettersi insieme. Dice, c'era l'altro produttore che magari ha raccolto poi dopo di me, aveva quelle caratteristiche che venivano richieste dal mercato, però non erano con i quantitativi confacenti alle esigenze di quell'azienda. Però se noi ci saremmo messi insieme prima e avessimo fatto un buon prodotto dove si andava a fare la miscela dei due sapori, avremmo ottenuto il risultato di veder venduto tutta la produzione. Ecco, fare massa critica, stare insieme, riuscire ormai a sfatare questo momento di egoismo, di dire che il mio olio è il migliore del vicino, di tutti gli altri, ormai non paga più, perché i mercati vogliono quantità, i mercati ci chiedono sicurezza di forniture continue, cadenzate, che il singolo produttore non può dare, lo può dare esclusivamente quella quantità al primo commerciante che si presenta e a quei prezzi che gli impone e che quindi deve sottostare. Noi paghiamo queste cose e dobbiamo ovviamente essere noi stessi a migliorarci e a intensificare affinché ci sia più associazionismo fra i produttori, più cooperazione, incominciare anche loro a sensibilizzarsi, a far sì che noi superiamo questi handicap, e dobbiamo sforzarci, dobbiamo essere veramente, ognuno di noi per la loro parte, dire: organizziamoci, facciamo qualcosa di concreto, costituiamo questo marchio unico, però alimentiamolo bene, e dobbiamo tutti quanti lavorare affinché questa cosa venga realizzata. La possiamo però realizzare non solo come consorzio e con le forze esclusive del consorzio, possiamo realizzarlo finché la parte, io dico politica, cioè l'ente regione, ci sia vicino e si sforzi a farci crescere anche in questo senso. Oltre ovviamente l'altra cosa che
che non è solo un problema che deve risolvere la regione, ma tutto l'apparato politico, quello del prodotto italiano in sé, di questo benedetto Made in Italy, che purtroppo nel mondo ci viene riconosciuto, però nessuno ce lo tutela. Dobbiamo essere più tutelati anche in questo senso, perché i nostri prodotti che arrivano sul mercato e vanno a confrontarsi con prodotti falsi, con il nome italiano, con la bandiera italiana, che li fanno passare per 100% italiano e non lo sono, la concorrenza non so fin quando, con una concorrenza così sleale, fin quando un produttore può combattere e può resistere. Certo, quest'anno poi c'è stata anche una difficoltà nella raccolta proprio delle olive, ci sono molte olive che sono rimaste sugli alberi perché i produttori hanno avuto difficoltà a trovare purtroppo persone che partecipassero. Quello purtroppo è una... si può dire. Non possiamo dirlo assolutamente, però c'è stato anche questo problema purtroppo. Io forse poi mi metto e vado Siamo in par a condicio, parlare senza... Parliamo proprio, ecco, di quello che è questo valore. Allora, prendiamo degli agrumi, io non voglio parlare dell'olio, ma parliamo degli agrumi che se ne sta parlando tanto, proprio per i della raccolta, di tutte le cose, di speculazione anche purtroppo sulla manodopera, dove ci sono, nessuno lo può rinnegare, però dobbiamo dire di contro anche un'altra cosa, cioè chi produce agrumi e li va a immettere poi sul mercato, spunta un prezzo che non è calmierato da nessuno. Dice, ma è il mercato, benissimo, ben venga il mercato, però se è il mercato specialmente agrumicolo in Italia, da quanti anni, e qui chiedo il supporto poi del dottore Maiolo, da quanti anni è penalizzato? Cioè noi abbiamo visto le clementine essere vendute a 20 centesimi a chilo, ma ecco, raccolta, benissimo, la giornata costa tot, deve essere pagata tot e siamo d'accordo. I contributi, tutto quello che c'è da pagare al raccoglitore deve essere riconosciuto. Ma al produttore, chi riconosce il costo reale della produzione, della raccolta e dell'immissione sul mercato? Nessuno. Allora se quello va a vendere a 20 centesimi e vende, lo sappiamo tutti, qua non stiamo difendendo nessuno, sappiamo tutti che il costo di 20 centesimi non ripaga nessuno, non gli pagano neanche la cassetta che contiene quel prodotto. Allora qualcosa c'è che non funziona bene, poi non possiamo dare colpa all'agricoltore, all'azienda agricola che sottopaga, che approfitta e non approfitta. Ma chi ce lo porta in queste condizioni? Ma l'agricoltore, pensiamo che sia felice di andare a sottopagare il raccoglitore? Non credo, nessuno di noi ne è felice. Queste cose dobbiamo dircele, perché a volte ne facciamo dei grandi problemi, ci riempiamo la testa, pagine intere di giornali, televisione che tutti i giorni parlano di queste cose. Dico, parliamo anche di questo, parliamo anche di come salvaguardare il produttore, oltre a tutto quello che c'è dietro alla produzione. Allora poi possiamo dire di sfruttamento, non sfruttamento, di approfittare, non approfittare e di speculazioni varie e non speculazioni. Però dobbiamo essere equi. Anche in questo e qui ecco dico la politica sempre, ma non è perché ci vogliamo giustificare con la politica, ma perché in queste cose è la politica che deve decidere. Il politico deve essere l'amministratore della cosa pubblica, priva e di tutto quello che è l'andamento delle produzioni italiane.
Ecco, bisognerebbe avere anche una visione d'insieme. Ritorniamo al discorso, no, che facevamo prima, perché se si incentiva, no, l'agricoltura, le produzioni dei territori, si incentiva tutto un sistema, no? Io pensavo prima ad esempio a questo progetto dell'ARSAC che sta portando avanti in queste aziende, vedere un po' questi, io li chiamo prodotti, non sono prodotti che rischiano di scomparire. Perché non farli conoscere anche ai turisti che cercano qualcosa di diverso? Perché oggi si parla sempre di un turismo esperienziale, cioè un turista che vuole vivere appieno il territorio, no? Quindi cercare di inserire anche queste cose che magari sono considerate solo per gli esperti, magari vengono gli esperti da fuori per vedere, per conoscere, invece il cittadino, il turista, ad esempio io che dovremmo programmare queste bisognerebbe cose. Se al turista non si offrono queste cose, non si propongono, il turista non lo sa, giusto Maiolo? Cioè, se nessuno glielo dice che magari c'è anche la possibilità di fare questa esperienza, no, sul territorio, il turista magari verrà qui soltanto per la cucina tipica, il prodotto tipico, il mare, le montagne, e poi magari si perde anche questi piccoli grandi tesori del territorio. Allora, io ho fatto, diciamo, quel cenno nell'ambito del discorso che faceva il dottor Iannotta sulla mancanza di fondi e quindi la necessità di attrezzarci per intercettare altri finanziamenti. Ho fatto un esempio sulla biodiversità, ma a dire la verità stiamo facendo una serie di cose carine. Per esempio siamo i primi in Italia ad aver costituito un gruppo che abbiamo denominato Cercatori di Pane, che stanno girando tutto il territorio regionale per individuare tipologie di pane particolare, e questo sempre legato comunque agli aspetti della biodiversità, perché noi abbiamo fatto, da una parte stiamo facendo il recupero dei grani tradizionali italiani, sì, non calabresi, perché senatore Cappelli, il Verne, insomma, sono comunque grani che prima si coltivavano e oggi sono abbandonati, e stiamo cercando di recuperarli per capire se hanno una valenza economica, perché la valenza, diciamo, botanica e produttiva ce l'hanno sicuro, si tratta di capire se poi nella utilizzazione delle farine ci può essere un valore aggiunto. Quindi ho costituito questo gruppo che si chiama Cercatori di Pane, che stanno girando la Calabria per individuare tipologie particolari di pane, per le quali siamo in grado, avendo un nostro panel interno, di fare le valutazioni organolettiche, quindi capire anche che tipo di pane è, risalire alla farina che è stata utilizzata per la produzione di questo pane e individuare il ceppo del lievito utilizzato nella panificazione. Ovviamente questi lieviti li faremo caratterizzare dal punto di vista genetico e poi li porteremo in conservazione per, se ci sono qualità, diciamo, particolari e di pregio, li conserveremo come conservazione genetica. Questo ci serve anche per dire, una volta individuati questi pani che hanno queste caratteristiche particolari, di fare delle prove con i panificatori che, a dire la verità, si sono resi quasi subito disponibili, se quel pane che ha quelle caratteristiche particolari ed è stato prodotto con una farina indefinita, se farlo con una farina di grani selezionati da noi può dare un'esaltazione a queste caratteristiche organolettiche e quindi consentirgli di poter venderlo un poco di più. Quindi questo è un processo che abbiamo iniziato da meno di un anno, che però per i prossimi, massimo entro 3 anni, avrà dei risultati che poi saranno diffusi. Cercatori di Pane è l'unico progetto di questo genere in tutta Italia. Poi se facciamo cercatori di pane e olio, non ne parliamo. Mi era venuto in mente, dottore Iannotta, i cercatori di olio, no? Perché insomma bisogna anche abituare le persone, no, al gusto dell'olio, noi lo diciamo sempre. Quindi questo potrebbe essere un'idea, no? No, questo è anche legato poi agli aspetti della formazione, perché comunque certo, stiamo facendo una forte noi attività. Abbiamo, diciamo, una grandissima ricchezza che è il nostro patrimonio genetico olivicolo calabrese, che è dotato di cultivar tra loro così diverse da
dar luogo a oli diversi, tutta una tipologia. Quindi i cercatori ci potrebbero stare. Ma soprattutto io mi riferisco a quel discorso che faceva lei sull'educazione sensoriale, cioè sulla capacità di trasmettere al consumatore i valori che deve prendere in esame, che deve prendere in considerazione nel momento in cui va ad acquistare o a valorizzare un olio. E questo a partire da un fruttato intenso, eccetera, come possiamo avere per esempio con la Carolea, che è la cultivar nostra cosentina, e catanzarese in particolare, fino a scendere fino al fruttato dolce come quello della Dolce di Rossano, di cui parlava il Presidente Magliocchi poc'anzi. In tutti questi estremi c'è tutta una serie, una gamma, la ragionella, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, eccetera, di altre cose che danno luogo a tutte tipologie diverse. Quindi i cercatori di olio troverebbero la loro fortuna se venissero qui a percorrere le vie dell'olio. Se ne è parlato tante volte di questi percorsi dell'olio. Lo stesso Presidente Magliocchi si sta molto spendendo da questo punto di vista, non solo come IGP Olio di Calabria, ma anche come associazione L'Olivicola Calabrese. Ha organizzato anche dei tour turistici, eccetera, proprio alla scoperta di queste sensazioni, a venire a provare questi oli. Sono tutti strumenti che tendono a valorizzare un pochino questo prodotto che ha bisogno, per i discorsi che facevamo nella puntata precedente. Noi dobbiamo inseguire questa competitività, quindi dobbiamo da una parte risparmiare i costi, quindi ridurre i costi, quindi le tecnologie, le cose, la raccolta, se fatta a mano incide per il 50-60% del valore del prodotto. Bisogna ricorrere alle tecnologie, quando non è possibile perché le aziende sono piccole, ecco il discorso dell'associazionismo, dello stare insieme. Certo, investire in tecnologia. Esatto, ecco. Quindi da una parte questa forbice la dobbiamo ridurre attraverso la riduzione dei costi di produzione, dall'altra la dobbiamo alzare. Cioè il valore del prodotto deve elevarsi, quindi laddove c'è un valore aggiunto da perseguire, da inseguire, va fatto. E questa è anche la logica dell'IGP, perché c'è questa grande qualità che supera quella che normalmente, perché il consumatore medio è portato a ragionare sull'ordine delle cose dell'olio extravergine d'oliva, ma un olio IGP di Calabria non è un olio extravergine di oliva comune, è di più. È un'alta qualità perché pretende di avere determinati parametri che sono contemplati nel disciplinare e che quindi chiunque voglia fregiarsi di questo marchio deve poter garantire. Quindi diciamo, attraverso questa apertura della forbice, abbassare i costi e aumentare ovviamente la quantità, che quello diciamo, è proprio nella logica dell'economia, ma soprattutto aumentare, elevare diciamo, il valore aggiunto e quindi un'alta qualità. Certo. Questo è il discorso che noi stiamo portando avanti, anche insieme al Presidente Magliocchi, che poi è l'essenza pura di questo promuovere l'IGP Olio di Calabria. Allora, noi siamo in chiusura, però questa idea, Bruno Maiolo, potrebbe andare i cercatori di pane e olio, come diceva il dottore Iannotti, mettere insieme insomma queste eccellenze del nostro territorio. Grazie. Abbiamo detto varie volte che i bambini andrebbero educati sin dalle scuole a fare la merenda con pane e olio e non potrebbe con le merendine. questo, divulgare anche nelle scuole, coinvolgere anche le scuole del territorio. Siamo in chiusura, lo possiamo approfondire, ma noi questa attività nelle scuole comunque la stiamo facendo. Si fa insomma, quindi si porta avanti, educare proprio i bambini, no, ai gusti, certo, ai gusti genuini, sani, che fanno bene poi alla fine, perché insomma il pane e olio di una volta... C'è uno slogan dell'olio che dice: è tanto buono che fa anche bene. E su questo ci dobbiamo fermare. Grazie davvero a Bruno Maiolo, grazie al Presidente Magliocchi, grazie al dottore Nino Iannotti e come sempre ci vediamo alla prossima, arrivederci.